Sono in Cassanero! Ah sì? Perché che vaca se salta fuori adesso che i croati inventano il Prošek. Sì. Abbiamo sentito. Ma dai, Sì. ma c'è roba da fare, dai, Vero, come vero, si fa vero. che vaca? Però in effetti- è il Prošek, Sì. è il nome del antidepressivo. Sì, in effetti è un po' così. Siete che ne magari bevi un quello- bottiglione intero, contento forse un fiantino che arriva, però dai, non è possibile che scelta copiarne tutto. Esatto. Dai, e con che fantasia in coppia che a vaca, ti fai i vero. nomi che i già cagati spuati ai nostri, consumatore straniero, sì, e si sì. confonde, noi altri se facciamo un parole così. Era più un parole così Un per parole. fare a roba di OCG con i prodotti genuini. Loro basta che faccia una copia in cola lì. Ma ti sei informato, hai Dai. girato anche l'Europa, so, eh. Ma sì, sono dappertutto. Ma me, mi sono scritti qua che se per esempio Sì. il più famoso lo saprei catire è il parmesan. Beh, certo, dai, sì, un po' di parmesan, fantasia, sì. è il parmesan. Dai, i spaghetti, a pasta asciutta, scritto pasta asciutta con la CH, ma si oppora. Penso, ho visto le salsicce, Sì? Sì? Ah, le lucaniche. le lucaniche. sì. No, sono da i tedeschi a fare. I tedeschi anche tu. A già dentro al supermercato. Sì, Sì. che è successo? Ma sono Sentiamo. messo le mani nei capelli. Perché? Perché già era tutta roba con etichette, col tricolore, Sì. eccetera. Per Ahia. esempio, che già era Sì. una scatola di fasioi. Sì? Sì. Borlotti, sapevo Sì. come si chiama? Come l'ha chiamata? I scoresotten. No! Giuro! I scoresotten, cioè, robe da matti, dai. Poi per esempio... Dopo che già era, per esempio, il salame, guarda, salame piccante, l'ho rigato, se Sì. quello che già è Sì. fluorescente, il salame piccante, e si chiamava salami marandelen. No! Già piccante, veramente. Lo ritraduce col Google, Ma dai. Google traduttore. Chissà Sì, come sì, proprio. traducono spaghetti alla puttanesca, per esempio, Statale macarone. Te lo giuro, statale macarone. Le orecchiette alla pugliese. Sì. Italian timpanen. Sì, non so, il gorgonzola, come fa? Calzettone in cheese. Ma dai, ma non ci Calzettone credo. in cheese. Lo dico io l'ho visti, dai. Poi sentiamo. Ad esempio, la sbrisolona. Sì, Brisolone, sì, La si chiamava fregola in torte. Prego. La fregola in torte perché loro gli ha tradotto sbrisolo, fregola, ti ha capito? La cotoletta milanese, come si chiama? La minigonen, No! la cassola, La Sì. cassola, la spatolen. Beh, quello... Ma dai, mi sono da sotto Pasqua. Sì. Sì. Ah. Da sotto Pasqua, volendo, dico, beh, insomma, porto a casa qualcosa di dolce. Sì. In una coppia che è a colomba. No, addirittura. E la ragazza ma piccione. Piccione. E il piccione, guarda, piccione in torte stessa, che la squadra è la nostra. Poi c'era il prosciutto tipo di Parma, Di culatello. Parma, sì. E lo chiamato Parma Ciapeten. Ma no, Parma Bisogna fare una roba del Ciapetten. genere, dai. Non si può fare i strossapretti. Quindi come li ha aia, chiamati? perché? Ho un po' paura quasi. Impichen chiricheten. Non si può fare una roba. Cioè, bisogna dargli un freno a sta gente qua che a vaca. Ti ha capito. Non ti dico come si chiama la finocchiona. La No. finocchiona? Gara scritto salame frufru. No. Vabbè, dai. Robe da mate, guarda, è il Bonarda. Il Bonarda l'era bella stroppen. E E il Brunello Caveineren. Morellino, Kinder Caveineren. Fa così, capito? Meglio, Ciao, grazie, ciao, grazie Oh, Orlando. viva il Veneto, Grazie. che E noi- la vaca! Salutiamo gli amici di Corte Ponta! In collaborazione con Roldo e Carrozzeria Verona, Vado Sicuro, Mototaxi, I Fattorini di Verona, Airforte, La Fal.0 Serramenti.